Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Oggi andremo a testare questo nuovo laser incisore e capiremo effettivamente che cosa si può e cosa non si può fare con questo nuovo macchinario. Alla fine del video poi vi lascerò anche tutto un PDF con i parametri che ho utilizzato e che ho trovato efficaci. Il tutto arriva ben imballato e all'interno troviamo i manuali e i certificati per il laser e ci sono tante parti da assemblare insieme. L'unica altra mia esperienza è stata montare una stampante 3D, ma in quel caso c'erano molte meno parti. La mia esperienza con incisori laser è zero, come la maggior parte di voi, quindi partiamo dallo stesso punto. Per assemblare il tutto potete seguire o il manuale che trovate all'interno della scatola o un PDF scansionando un QR code, o come ho fatto io, ho seguito un video su YouTube. Tutta questa parte mi ha portato via all'incirca una mezz'oretta, questo dipende anche un po' dalla vostra manualità. Non sto comunque a spiegarvi i passaggi per assemblare questa macchina, vi lascio qua sotto in descrizione il video che ho seguito anch'io del ROS che spiega tutto molto dettagliatamente. E ora arriviamo alla mia parte preferita, testare la capacità di taglio di questa macchina. E come potete vedere di test ne ho fatti parecchi. Voglio fare una precisazione prima di cominciare. Oggi faremo solamente test di taglio del materiale per capire le potenzialità di questa macchina e di conseguenza che cosa ci può permettere di fare. Viene venduta come laser incisore, quindi è abbastanza scontato che riesca a incidere vari materiali, a parte i materiali ferrosi e non come leghe di alluminio o altro, ma si trovano alcuni trucchi online. Trovate veramente tantissimi video che spiegano questo, quindi se siete qua per capire come si incide sui vari materiali, questo non è il video che fa per voi. Oggi testiamo solamente cosa può e cosa non può tagliare questa macchina. Come primo materiale ho utilizzato l'MDF da 4 mm e si taglia. Vi lascio sotto qua in basso nel video tutti i parametri che ho utilizzato per ogni materiale. Questi sono parametri di partenza, quindi se avete questo laser o lo comprerete vi consiglio di partire da questi parametri e poi tararli in base al vostro materiale. Poi sono passato al multistrato, sempre da 4 mm, e questo ancora più facilmente si riesce a tagliare. Non ho provato a tagliare spessori superiori ai 4-5 mm. Questo modello di laser è più potente e preciso rispetto al modello precedente e ci sono video dove riescono a tagliare multistrato fino a 9 mm. A questo punto, vedendo che si riesce a tagliare così facilmente, ho provato subito a fare una scatola con i finger joint. Per farla non serve per forza saper modellare, perché esiste questo sito dove si può fare tutto in modo super semplice, sempre link in descrizione. Con il bambù la situazione non è troppo semplice, si taglia ma si brucia troppo e quindi è praticamente inutilizzabile, da testare più avanti magari con l'Air Assist. Sono passato poi a materiali un po' differenti e particolari. Avevo questo vecchio vaso in bakelite e ho provato a vedere se lo taglia. Sorprendentemente sì, e anche con una buona finitura. Poi ho preso questo cartoncino nero che penso sia perfetto per fare stencil da usare a bomboletta o altro, ed è veramente una goduria vederlo tagliare così velocemente. Questo è un foglio tipo di una velina colorata plastificata che avevo comprato da usare come gelatina per le luci. Anche questa viene tagliata molto facilmente e senza bruciature. Se volete provare a tagliare gelatine colorate per luci o altro con forme strane, si può fare. Il passo successivo era sicuramente provare con una pellicola adesiva in vinile. Sono pellicole, quelle classiche che trovi da Brico o altro, che vendono in rotoli per attaccare sui mobili o altro. Non è proprio la pellicola che si utilizza per tagliare gli adesivi. Non ce l'avevo, avevo solo questa in casa. Quindi sempre per piccoli stencil semplici o adesivi penso che si possa usare tranquillamente. Ho chiesto poi su Instagram qualche suggerimento di materiale da poter testare e ti invito a seguirmi se vuoi far parte un po' di tutto questo processo. Mi avete detto in tanti la pelle, anche questa si riesce a tagliare.
o anche incidere. Bisogna sempre stare attenti perché con il calore del laser la pelle si restringe e se si va troppo piano succede che scatta il sistema di allarme e il laser si spegne. Anche questa è una caratteristica nuova che hanno aggiunto rispetto al modello precedente. Molto utile, direi. Quindi anche con la pelle alla fine si riesce sia a tagliarla che a inciderla. Continuando sempre con i tessuti, ho provato con il denim, il classico jeans. Ho preso dei vecchi jeans e li ho tagliati. Anche questo con pochi passaggi si riesce a tagliare e incidere. Non so su cosa si possa usare, ma è sicuramente utile. Per ultimo ho trovato questa spugna EVA. Anche questa si taglia, anche se non viene preciso al 100%. Può essere comunque utile per fare dei packaging per piccole produzioni di prodotti. Questi sono stati tutti i materiali che sono riuscito a tagliare con successo, che quindi si possono utilizzare eventualmente per prodotti, per progetti vari e si riesce a ottenere un'ottima finitura. Invece ora vediamo tutti gli altri materiali che non sono andati a buon fine. Ho provato a tagliare una tovaglietta di plastica, riesce ma solo in una direzione, non so bene perché. Sono andato a comprare vari materiali in un negozio e ho trovato questo cartoncino metallizzato che penso che sia il fondo delle torte. Questo cartoncino qua argentato, ovviamente da questa parte il laser riflette e non taglia, e questo è il cartoncino spesso. Ho provato con un foglio magnetico, il classico che si può attaccare sul frigo per scrivere come lavagnetta, diciamo. Questo dopo un po' di tentativi sono riuscito a tagliarlo, non viene né preciso e né pulito il taglio, comunque si riesce a tagliare. Poi ho comprato questi pezzettini di sughero, dei foglietti da 3-4 mm. Il materiale è troppo poroso così com'è, praticamente prende fuoco e non si taglia. Da riprovare sicuramente più avanti con l'Air Assist. Un'altra delle cose che avrei voluto fare tantissimo con questo laser qua è sicuramente tagliare il plexiglass. Ne ho tantissimo che ho recuperato negli anni e per fare jig o altre cose sarebbe stato fantastico. Plexiglass o affini, se è trasparente purtroppo non si riesce a tagliare, ma solo a incidere. Veramente un peccato perché avevo tantissime idee con questo materiale. Poi ho trovato questo vecchio morsetto qui in laboratorio e ho provato a togliere la ruggine. Non capisco bene se si è tolto o crea uno stratino nero di... non lo so. Comunque qualcosa sicuramente va a fare. Magari vi può essere d'aiuto in qualche progettino se avete piccole cose o magari se avete un pannellino arrugginito e volete togliere la ruggine solo in quel punto facendo che sia tipo scritta. Non lo so, veramente si può spaziare in tantissime cose con questo strumento. Come ultimi invece ho provato con un disco in vinile, me lo avete sempre suggerito voi su Instagram. Non avevo nessun disco recente da rovinare, ma solamente questo che è vecchio di almeno 50 anni ed era già rotto, quindi perfetto per fare dei test. Alla fine riesce a scalfirlo, ma non riesce a tagliarlo, sfortunatamente. Durante tutta questa fase di test, di taglio e incisioni, ho sempre tenuto il portone del laboratorio aperto col ventilatore che spingeva fuori. Mettete la maschera e non respirate nessun fumo che esce dai materiali, soprattutto il vinile, che era tossico quasi sicuramente. Ora veniamo alle mie considerazioni. Prima però, per chiarezza, ci tengo a dirvi che questo video non è sponsorizzato, ma mi hanno semplicemente mandato la macchina da testare. Successivamente ho fatto delle incisioni per vedere come veniva l'effetto e non è male, direi. Certo, non è niente paragonabile ad altre tipologie di laser, ma comunque il risultato è molto buono. Ho provato ad incidere questa gomma qua per cercare di fare un timbrino o qualcosa e viene incisa senza problemi. Poi facendo due ricerche ho scoperto che esistono proprio delle gomme apposta per essere incise con il laser per fare dei timbri. Trovate sempre tutto qua sotto in descrizione. Ho comprato poi sempre su Amazon questo pacco da 50 di carte in metallo nere per fare dei gadget o dei bigliettini da visita. Ho pensato, o comunque è sempre un materiale per fare dei test, anche queste qui vengono incise
bene e super tranquillamente. Come ultima cosa ho testato il quarto asse, diciamo, è questo rotary system che serve per fare incisioni su pezzi cilindrici, bottigliette, vetro di qualche tipo, legno, quello che volete. Non ne ho parlato poi nel video perché su YouTube trovate altri 1000 video che ne parlano e non l'ho testato abbastanza da darvi un parere onesto. Per utilizzare il laser una volta che lo avete assemblato, sostanzialmente ho trovato due software, uno è Lightburn e l'altro è Laser GRBL mi sembra. Io come programma ho utilizzato Lightburn. A sentir dire in giro è il programma più affidabile e potente per comandare un laser. L'unica pecca è che a pagamento ci sono 30 giorni gratis, poi costa 50 euro, quindi neanche una spesa eccessiva. In alternativa esiste il Laser GRBL che è gratuito, però solo per chi ha Windows. Per concludere direi che è una buonissima macchina entry level nel mondo dei laser. Ovviamente niente a paragonare con laser CO2 o fibra, che sicuramente saranno il mio, ma probabilmente anche il vostro passo successivo dopo che avete compreso bene questa macchina qua. Personalmente dopo qualche giorno di utilizzo ho capito le potenzialità che ha questa macchina qua e ho già in mente alcune migliorie e prodottini che vorrei provare a fare, come aggiungere l'air assist o fare un enclosure di sicurezza per anche l'estrazione dei fumi più che altro. Quindi ti invito a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, così non ti perdi anche i prossimi episodi. In descrizione inoltre trovi tutti i link dei prodotti che ho utilizzato in questo video qua, oltre al PDF da scaricare della tabella con tutti i parametri che ho trovato. Se volete supportare il canale e questo progetto, vi invito ad andare in descrizione, trovate il link dove trovate il merch Big Rocket Project e per entrare a far parte dei Patreon. Grazie ai Patreon e a voi che mi continuate a supportare, noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.